Prima fase ok, verso la seconda un formale testa-coda, verso il big match per chiudere la stagione regolare. Amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri di Palermo, CUS Palermo Aspra, 25esima giornata del campionato Under 15 Sicilia, girone C. Il CUS è rimasto stabilmente nelle zone alte per tutto il girone di ritorno, Panormus inarrivabile con il campionato già vinto. Il secondo posto è comunque un gran risultato, ma non è del tutto confermato. All'ultima ci sarà il Palermo con gli stessi punti. Prima arriva l'Aspra, ultimo in classifica, con solo un punticino e 5 gol fatti, nessuna vittoria, soprattutto nessun punto in trasferta. Le due formazioni, CUS Palermo in maglia rossa e pantaloncini neri, che si presenta con Faraone in porta, dopodiché Arena, Fiorentino, Zappavigna, Macaluso, Costa, Di Caccamo, Terzo, Adelfio, Randazzo e Visconti a disposizione di Salvatore Demma. Il match inizia adesso con il primo possesso palla proprio della formazione di casa. Risponde l'Aspra in maglia verde e pantaloncini gialli con Antonio Sciortino tra i pali, dopodiché Logalbo, Roberto Corona, Frettita, Balistreri, Palumbo, Giosuè Corona, Scianna, Varone, Trapani e Mazzara a disposizione di Francesco Lima. L'arbitro della partita è Angelo Barbagallo di Palermo. Partita che è iniziata praticamente poco fa, doveva iniziare esattamente alle 16:45, ma giustamente ci è voluto un po' di riscaldamento prima, dato che il campo era stato impegnato per la gara di prima categoria siciliana tra Palermo Popolare e Valderice, finita 2-0, sempre qui sul campo dei cantieri navali. Praticamente un calcio d'inizio che si può considerare tra le 16:55 e le 17, ma sono dettagli, perché il match è iniziato con il rinvio basso da parte del portiere dell'Aspra, Antonio Sciortino. La va a prendere Visconti, le bomber del CUS Palermo, che ha segnato una tripletta nell'ultimo match vinto a Bagheria per 7-0. C'è stata la tripletta anche per Adelfio. Infine la marcatura di Marchese ad arrotondare la situazione. È stata la seconda vittoria consecutiva, quella lì per il CUS, dopo il 2-0 qui al Fincantieri contro il Ciaculli. Due successi che sono contenuti in una striscia positiva che parte da lontano. Tra l'altro quella con il Bagheria è stata la quinta partita in cui la formazione allenata da Salvatore Demma non ha subito gol. L'ultimo gol preso proprio qui nella vittoria in rimonta contro la Fortitudo Bagheria. Una situazione di svantaggio, poi ripresa nel secondo tempo. Come da pronostico, il CUS Palermo fa la partita rimessa laterale. Ci deve essere il cambio, però la battuta lungo la fascia, pallone recuperato da Adelfio, l'alzata di Frettita con la presa di Antonino Faraone. Si gioca per il CUS Palermo con il passaggio di Fiorentino
Adelfio manda a correre Di Caccamo, insegue il pallone, esce però Antonio Sciortino. Oggi in casa Aspra tanto turnover per i gialloverdi, è l'ultima partita della stagione. Per fortuna o per sfortuna, dato che la formazione di Lima è ultima in classifica. La scelta di far divertire le riserve contro la seconda forza di questo campionato, il CUS Palermo. Palermo che, a differenza dell'Aspra, giocherà un'altra partita, quella con il Palermo. Occhio all'avanzata, dunque il primo palo e il tiro a colpire il legno da parte di Visconti. Questa conclusione pericolosa con l'avanzata, e già c'è la prima occasione della partita con il bomber del CUS Palermo, Antonino Visconti. 21 gol in campionato, superati i 20 proprio a Bagheria. Oggi ad affrontare un'altra formazione di Bagheria, la frazione più piccola, Aspra. Pallone mantenuto in campo, nuova alzata del CUS Palermo con Randazzo. Pallone in profondità, l'appoggio, ma c'è Visconti in quella zona di campo, può recuperare subito il tocco di Zappavigna e si riparte da capo con Fiorentino. Porta palla e va da Alessandro Randazzo verso il fondo del campo, sotto la pressione di Palumbo. C'è la rimessa dal fondo per Antonio Sciortino. A difendere i pali dell'Aspra, dei pali abbastanza un po' distrutti per quella che è la rete che sorregge la porta. 100 gol subiti dai gialloverdi. È stato raggiunto questo score in negativo nell'ultima gara contro il Vilabate, persa in casa solamente per 2-1, solamente perché ci sono state sconfitte abbastanza pesanti, soprattutto nella prima parte di stagione. Per esempio l'8-0 subito in casa del Palermo, ma anche il 7-0 nel girone d'andata contro il Vilabate, sempre in trasferta. Addirittura il primo gol segnato per l'Aspra è arrivata alla 9ª giornata contro il Lecei, sconfitta per 3-1. Qui gira troppo Adelfio, il pallone si perde fuori abbondantemente. Sicuramente non sarà un problema per il CUS Palermo, dato che il pallino del gioco lo ha già. Nuova sponda di Adelfio, nuova avanzata per il CUS Palermo con Di Caccamo in mezzo, non la prende Randazzo, occhio perché ci sono ancora i padroni di casa. Il tiro respinto dal portiere, l'appoggio in rete, facile facile a battere Antonio Sciortino, il gol dell'1-0. Che però viene annullato. Aveva segnato Di Caccamo, ma a quanto pare l'arbitro ha fischiato fallo in attacco. Infatti Antonio Sciortino non si è impensierito più di tanto di questo pallone che è arrivato in porta, un appoggio veramente da 0 metri.
Il Cus rimane sempre avanti con la conclusione alta di Randazzo. La carica dalla panchina arriva lo stesso per la squadra di casa. Sono sempre 35 minuti per tempo, essendo una gara di giovanissimi di categoria under 15. Nuovo pallone messo in mezzo sul secondo palo di Caccamo, stavolta sì, che segna il gol dell'1-0, il gol di Claudio Di Caccamo al 10° minuto. Tutto regolare, il Cus può gioire grazie a Di Caccamo. Cus Palermo grazie alla rete di Claudio Di Caccamo, è la terza in campionato dopo quelle segnate nel girone d'andata proprio alle due bagheresi nel 9-0 contro la Bagheria, e nella gara d'andata proprio contro l'Aspra finì 3-0 allo stadio comunale della provincia di Palermo. La spina nel fianco per le due formazioni che con la prima squadra militano in prima categoria. L'Aspra però giocherà in promozione il prossimo anno, ha vinto proprio girone B con 3 giornate d'anticipo. Mentre il Cus Palermo avrà la prima squadra che l'anno prossimo quasi sicuramente, dati gli ultimi risultati nel campionato di eccellenza, giocherà anch'essa in promozione. Chissà se ci sarà uno scontro anche tra i big di queste due società. Il tiro al volo e la rete del Cus Palermo con Antonino Visconti, 2-0 dopo 2 minuti. Un buon passaggio per Visconti, il tiro al volo che è stato preciso. Dunque raddoppio Cus con Visconti, che sono 22 in campionato. Un po' quasi come Brunori del Palermo, che oggi ha segnato contro il Monopoli in Serie C ed è arrivato a 24. Avanza palla al piede fiorentino, gira tutto dall'altro lato verso Di Caccamo. Il passaggio Adelfio appoggia di prima per Zappavigna verso il centro, viene però fermato. Cambio di gioco in fascia da Fiorentino, traversone verso il primo palo, se la chiama Antonio Certino. Si appresta al rilancio, non c'è il colpo di testa di Zappavigna, aveva aspettato il pallone ma niente da fare. L'appoggio di Visconti per Adelfio, il destro uscito male, morbido sul fondo, addirittura sul parcheggio del centro sportivo Fincantieri.
Il rinvio un po' corto di Antonio Sciortino, Trapani verso il centro, non prendere però il pallone. È effettivamente l'azione che compie. Poi il pallone viene portato sul fondo. Cus Palermo che è secondo, 47 punti. Ormai la Panormos prima non si può raggiungere più per la squadra di Demma, che è a 54. Però i playoff ormai sono cosa fatta. C'è da capire se ci sarà il distacco di 10 punti tra la seconda e la quinta. In quel caso il Cus Palermo approderebbe direttamente in finale contro la vincente tra la terza e la quarta in classifica. È da vedere anche però quanto finirà tra Cus Palermo e Palermo nell'ultima giornata di campionato, perché il Palermo ha pure 47 punti, soltanto che attualmente giù a causa dello scontro diretto nel girone di andata, in cui il Cus vinse 1-0 qui ai Cantieri Navali. C'è da considerare quindi anche quest'ultima partita. Adelfio si inserisce, Visconti, Adelfio vuole per forza la rete, fa girare tanto il pallone. Chiede calma Demma. Ad Adelfio. Fallo intanto su Frettita, con la punizione per l'Aspra. Pallone girato verso la fascia sinistra, il tocco però di Arena fa ripartire il Cus Palermo. Giro di cambio di campo con Randazzo, un po' troppo lungo perché il pallone finisce il fallo laterale. La rimessa per l'Aspra, battuta corta. Il passaggio per Palumbo, anche lui però non ha molta dimestichezza nel portare il pallone lungo la linea del fallo laterale. Fiorentino verso Adelfio che non riesce a prenderla di testa. Visconti largo da Fiorentino a sfidare Balistreri, che chiede la rimessa, la ottiene in realtà il Cus Palermo. Rimessa lunga la sponda di Adelfio verso il centro dell'area. C'erano però soltanto difensori in maglia verde. Mette fuori per sicurezza qui Fiorentino. È rimessa per l'Aspra. L'appoggio di Palumbo, l'alzata in direzione Mazzara. C'è un'altra rimessa laterale. Balistreri, la girata tentata da Mazzara, colpo di testa corto di Caccamo, e allora Arena può portare il pallone, lanciare in direzione Visconti, prima di lui però Logalbo. È rimessa laterale Cus. Una rimessa lunga con il colpo di testa a liberare, il pallone viene lasciato scorrere. E allora nuova opportunità, il tacco di Adelfio, solo che l'arbitro
ferma tutto. Un buon tempo oggi a Palermo, un po' di vento, ma tanto sole. Si può assolutamente levare il giubbotto. Tempo abbastanza primaverile, a differenza di quanto successo negli scorsi giorni con un po' di pioggia. Questi sono stati i strascichi di marzo. Sponda di Adelfio verso Di Cacamo che appoggia Visconti a voler far iniziare un'altra azione pericolosa. Fallo su Frettita. C'è il calcio di punizione per l'Aspra. La battuta in avanti è un regalo però per Danilo Terzo. Pallone girato verso Arena che ha corso, sì, ma non ci è arrivato. Colpo di testa di Roberto Corona, mezzo a tante maglie rosse. l'Aspra si perde. Nuovo tocco di Trapani ed è rimessa laterale. La battuta è su Barone. Il passaggio di Giosuè Corona. Va avanti Terzo. Prova a prenderla Adelfio. Il colpo di testa, il destro ancora di prima. In porta il gol di Randazzo e 3-0. Cus Palermo con Randazzo. La gioia per Alessandro Randazzo, 3-0 Cus Palermo. Partita ormai messa in discesa, c'è un cambio. Per l'Aspra è entrato Terranova al posto di Mazzara. Terranova che è uno dei titolari in genere in casa Aspra. Insieme a Balistreri che è partito ugualmente oggi dal primo minuto. Vediamo un po' l'intesa che ci potrebbe essere tra di loro. Prima ha visto che non è stata proprio la soluzione esatta quella di inserire tante riserve. Sotto 3-0 deve cercare di risolvere un po' di cose. Avanzata di Visconti, la protezione di Logalbo. Visconti vince il duello, la mantiene in campo, poi Logalbo da dietro a fermare il giocatore del Cus Palermo. Prende tutto però Terzo. Il pallone è per Di Cacamo, se lo allunga davanti Trapani. Il tiro e la respinta di Antonio Certino che poi la prende a terra. E altri tiri che arrivano dalle parti del portiere dell'Aspra. Colpo di testa convinto di Macaluso, si va dietro in difesa, l'appoggio di Costa in direzione Fiorentino, cerca di mantenere il pallone in campo, ci riesce il Cus Palermo, serie di tocchi è rimessa per la squadra di casa. È rimessa lunga, il tocco fuori da parte di Balistreri.
rimessa di Fiorentino verso Randazzo, cerca ancora di lottare contro Balistreri, il capitano dell'Aspra. Rimessa lunga, appoggio in direzione Randazzo, sempre dall'altro lato dove c'è Di Cacco, abbastanza libero. La risposta in due tempi di Antonio Sciortino. Se l'è presa il vice capitano e portiere dell'Aspra. Lancio lungo addosso a Balistreri che vuole controllarla, se la allunga molto bene lungo la fascia, è però spintonato da Fiorentino che recupera il pallone senza fallo. Appoggia a terra, il contrasto un po' duro dove è protagonista Palumbo ai danni di Terzo. Punizione per il Cus Palermo. Area, stringi, area, stringi. Stringi, area. La battuta lunga, il pallone arriva in profondità di Caccamo. Colpo di testa debole per Antonio Sciortino. Lancio lungo, passaggio di prima violento ma ottimo di Zappavigna che porta ancora il pallone. Lo scambio con Adelfio, Zappavigna a terra, serie di rimpalli, Adelfio non vede più il pallone, recupera l'Aspra. Balistreri in profondità a cercare la forza che arriva di Terranova verso il centro, il passaggio per Frettita, gliela leva via di dosso il Cus Palermo con Terzo e c'è un fallo per l'Aspra. Sembra non indifferente perché ci sono due giocatori a terra. E dunque gioco che si ferma. C'è anche l'aiuto dello staff del Cus Palermo verso il giocatore giallo-verde a terra. Tutto a posto con due del conflitto calcistico che si sono rialzati. Tutta la punizione con Frittita, il pallone viaggia, la presa di Faraone e questo è il primo tiro in porta lato Aspra. Arbitro che dà l'ok, il pallone che gira, si alza anche il vento, si capisce un po'. Prende un po' il sopravvento, l'appoggio per Di Caccamo, l'alzata, il pallonetto, pallone sul fondo, vicino alla doppietta Di Caccamo. Rimessa dal fondo per Antonio Sciortino, pallone su Adelfio, nuova alzata, l'appoggio di Fiorentino,
per gli avversari però con Palumbo, ma si va direttamente da Alessandro Acosta, dietro da Faraone c'è l'attacco di Terranova che potrebbe essere pericoloso, ancora Acosta sotto la pressione di Frittita. Ed è rimessa laterale per Aspra, guadagnata grazie alla pressione sulla difesa di casa. Sulla terra battuta tutto più difficile. Il passaggio parte di Fiorentino, il pallone in avanti di Randazzo e un lancio lungo che funziona per Visconti. Davanti Lo Galbo, lo supera ancora Visconti davanti il portiere sul secondo palo, un appoggio facile, 4-0 per il CUS Palermo, la doppietta di Visconti. Un altro Visco! Oh. (4-0). Sempre tanta fame per il CUS Palermo. Pallone giocato con un lancio lungo, Palumbo alza, la prende però la difesa del CUS Palermo con Costa, passaggio corto, appoggio di Terzo, avanti Fiorentino, porta ancora il pallone, contrasto con Balistreri. Palumbo non ce la fa ed è rimessa a CUS. L'appoggio per l'alzata di Fiorentino, il tocco di Visconti per Di Caccamo, nuova apertura, si gioca dall'altro lato con Zappavigna che non va fino in fondo. E allora tutto da capo con Danilo Terzo verso il centro, dietro dalla difesa gestita da Macaluso e Costa, quest'ultimo da Fiorentino. Lancio lungo verso Randazzo che va avanti, pallone che viaggia anche grazie al vento, il colpo di testa di Randazzo le va via Roberto Corona. C'è però fallo in attacco e allora punizione Aspra, meno di 3 minuti alla fine del primo tempo. Palermo avanti 4-0 grazie alla doppietta di Visconti e i gol di Caccamo e Randazzo. Ma non sembra proprio finita qui, con Adelfio appoggio a proteggere, Adelfio la riconquista contro Lo Galbo, finisce tutto tra i guanti di Antonio Sciortino. Che chiede ai suoi di salire. Macaluso voleva schiacciare a terra il pallone. Nuova alzata, nuovo passaggio, funziona anche questo per Visconti. Mezzo a tante maglie giallo-verdi si perde, ma c'è il recupero immediato di Terzo. Occhio ad Adelfio che segna il gol del 5-0. Salvatore Adelfio lo ha cercato e adesso lo ha trovato. Lo Palermo che così arriva a 60 gol in questo campionato. L'ultimo lo ha fatto Salvatore Adelfio poco fa.
quinto gol in campionato per Adelfio. Come dicevamo, assieme a Visconti ha segnato una tripletta al Bagheria nello scorso match. Prima di questa vittoria per 7-0 non segnava dalla prima giornata di campionato, segnò un gol, la vittoria in trasferta per 5-0 contro il Calcetto. Adesso sono 4 nelle ultime 2. C'è da considerare anche però il livello degli avversari, perché parliamo della penultima e ultima in classifica. Infatti il Cus con tanta facilità va al tiro in porta, Shortino non la prende benissimo, serie di palleggi, tentativo di rovesciata un po' debole per Di Caccamo. Adelfio ci pensa lui e ne mette a segno un altro. Parlavamo di Adelfio, adesso c'è anche la doppietta. 6-0 Cus Palermo, tutto troppissimo facile. Finisce il primo tempo abbastanza agevole per il Cus Palermo, 6-0 all'Aspra, neanche a dirlo, partita a senso unico, con le doppiette di Visconti e Adelfio e poi le marcature singole realizzate da Di Caccamo e Randazzo. Cus Palermo con questo parziale ha superato i 60 gol fatti in campionato, mentre l'Aspra arriva a 106 subiti. Il 100° lo ha preso nell'ultima partita, persa per 2-1 in casa contro il Vilabate. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Cus Palermo Aspra Under 15.
Veramente a me 19, 18 benissimo. Diciamo che ha fatto 3 assist, un gol, quindi andava a fare un minuto. Inizia il secondo tempo di Cus Palermo Aspra, siamo nella 25esima giornata del campionato Under 15 Sicilia, il girone C 6-0 Cus Palermo dopo i primi 35 minuti, le doppiette di Visconti e Adelfio assieme alle marcature singole di Caccamo e Randazzo stanno decidendo una partita a senso unico dal primo secondo verso la fine. Cus Palermo che però qui regala un'avanzata all'Aspra che a sua volta guadagna il calcio d'angolo. C'è stato anche un cambio dato Cus Palermo, è uscito Di Caccamo, è entrato al suo posto Marsala. Aspra che pure ha effettuato un cambio però nel corso del primo tempo con ingressi in campo di Terranova al posto di Mazzara. L'avanzata di Arena non va fino in fondo, recupera tutto Terzo. Altra smistata a cercare Randazzo, il pallone finisce sul fondo. Il passaggio verso l'esterno di Freitita. Cus Palermo però recupera come al solito e in maniera facile. Lancio lungo, il colpo e anche l'alzata di Terzo. Riparte la Cus con molto spazio a disposizione, la va a prendere in avanti Visconti sinistro e la risposta di Antonio Sciortina in calcio d'angolo. Bella parata. Non è la prima che effettua il portiere dell'Aspra, ma sicuramente questa è stata quella più in evidenza. Calcio d'angolo battuto, pallone in mezzo, Adelfio stacca, pallone sul fondo. L'altissimo Adelfio a rendersi pericoloso. Pallone giocato sull'esterno per Terranova, un regalo anche questo per Arena, la mantiene in campo no. L'arbitro segnala immediatamente la rimessa laterale. Gioca comunque l'Aspra. C'è il cambio rimessa, appoggio fallito di Terranova. Arena verso il centro, Adelfio la va a prendere Terzo. Sul sinistro il passaggio sempre in quella linea orizzontale. Pallone tutto allargato a destra, Adelfio, grande giocata, mette dentro il controllo rischioso da parte di Giammarresi, entrato poco fa.
prende tutto Carlo Shortino, anche lui un subentrato in casa Aspra. Pallone portato in profondità, il servizio in mezzo, Adelfio, deviazione sulla traversa, un pallone veramente lentissimo. Pallone in mezzo con il calcio d'angolo. Altra avanzata, ferma tutto Terranova su Marsala. Avanza Zappavigna, largo da Arena, il passaggio però è un po' lunghetto. Cambio lato Cus Palermo, c'è l'uscita dal campo per Adelfio. Al suo posto Giaccone, niente tripletta come nella scorsa partita contro il Bagheria, sono comunque 5 gol nelle ultime 2, dentro Giaccone. Cerca di farla andare Terranova. Rimessa Aspra. La battuta lunga la fascia. Protezione del Cus con Macaluso che va dietro da Faraone. Rilancio di nuovo dalle parti di Macaluso. Soluzione un po' forzata. Cerca di andare avanti Carlo Shortino, si va dietro con Giamarresi e Leliscio. Libano vince il rimpallo contro Randazzo. Arena dietro da Macaluso, aspetta i compagni Giaccone. C'è un cambio per il Cus Palermo, un altro. Entra Turci al posto di Costa. Con violenza terzo a mettere fuori questo pallone dell'Aspra. Di Bella, messa laterale, l'alzata tentata da Tarantino, colpo di testa di Bella, nuovo pallone fuori. Aspra che ha esaurito tutti i cambi in una volta. Meglio quasi, perché sono entrati Libano, Giamarresi, Di Bella, Carlo Shortino e Tarantino. Terranova era già entrato nel primo tempo, resta soltanto Principato a stare seduto assieme a Francesco Lima, l'allenatore dell'Aspra. Rimessa lunga, cercano di andare avanti i gialloverdi. Marsala dietro da Fiorentino.
serie di tocchi con il pallone che scorre ancora e arriva dalle parti di Carlo Sciortino. Fritita non aggancia bene sotto gli occhi della panchina del Cus Palermo. La protezione palla al piede del Cus Palermo, colpo di testa a dare il vantaggio alla squadra di casa. Arriva Arena, sì, da quelle parti anche Giaccone, la rovesciata tentata da Visconti, nuovo controllo, nuova sponda per il sinistro un po' morbido che va sul fondo, ha calciato Marsala, ma Visconti lo voleva fare bello dopo la doppietta nel primo tempo. Questa qui è la terza doppietta di Visconti nel campionato. Ovviamente non vuole fermarsi qui, dato che è andato anche oltre in altre partite del Cus Palermo. Per esempio addirittura c'è stato il poker all'11ª giornata contro la Bagheria per 9-0, la vittoria del Cus Palermo. Mentre per quanto riguarda le triplette sono 2 alla seconda giornata contro lo Sporting Termini in quel 9-1 e poi 7-0 contro il Bagheria, stavolta nel girone di ritorno alla scorsa giornata. Rimessa laterale per l'Aspra, colpo di testa mancato da parte di Terranova, pallone protetto da Flavio Macaluso dietro per il rischio che si prende il Cus con Turci, la conclusione deviata da Faraone su Balistreri che ha voluto approfittare dello svarione difensivo. Vicino al gol l'Aspra, con l'occasione avuta da Balistreri. Faraone si è fatto anche male. Si rialza adesso il portiere del Cus Palermo. Aspra in attacco, ma che però deve riconsegnare il pallone agli avversari. Punteggio che non si è smosso dal 6-0 in questo secondo tempo. Un po' una notizia. C'è da considerare anche che Marsala e Turci non sono proprio due titolari in casa Cus Palermo. Turnover lecito anche per Salvatore Demma. La situazione è ovviamente sempre a favore del Cus Palermo con questo risultato abbastanza largo e potevano essere di più i gol. La battuta del calcio d'angolo, pallone che scorre, finisce fuori. Sul secondo palo nessuno a colpire. L'appoggio di Randazzo. Danilo Terzo, il destro da fuori, la parata di Sciortino non la mantiene, poi la prende per sicurezza. Visconti stava arrivando a colpire forte, come al solito. Rimane a terra però Antonio Sciortino, il portiere dell'Aspra. L'arbitro va a vedere un po' che cosa è successo.
anche questo pallone non era molto veloce, però la presa è stata impegnativa per Shortino. Si rialza il vice capitano gialloverde. Tutto a posto, dice alla sua panchina. Il pallone consegnato per lui. Ormai meno di 20 al termine di un match pienamente indirizzato verso la vittoria per il Cus Palermo. Palermo che a questo punto andrebbe a 50 punti, gli occhi puntati però sono nella partita di domani, Atena Panormus, in programma alle ore 10:30. È buona, è buona, è buona! Per capire un po' l'Atena e i pensieri a raggiungere il secondo posto, occhi puntati anche sulla gara che è iniziata alle 17:30, quella invece tra Vilabate e Palermo. C'è stato un cambio per il Cus con l'uscita dal campo di Randazzo e l'ingresso di La Corte. Arena non va avanti. Nuovi tocchi a metterla in fallo laterale. La rimessa di Arena, pallone che rimbalza e che viene liberato subito. La difesa giallo-verde si mantiene in campo, c'è stata la spinta irregolare alla fine di Tarantino. Pallone non consegnato in maniera efficace e veloce. L'arbitro ha lasciato fare. L'avanzata di Zappavigna si incarta un po'. Tocco di Arena contro Terranova. Arena la fa passare verso il controllo di Giacone. Pallone in area di rigore. Arriva con il sinistro il tiro del Cus Palermo di Fiorentino con la parata di Shortino. Il rinvio del portiere dell'Aspra che in panchina non ha un sostituto. Fiorentino qui chiede una sanzione dopo il fallo subito, dopo l'intervento commesso da Balistreri. Allora, calcio di punizione. Prima il cambio per il Cus Palermo, l'entrata di Gua al posto di Zappavigna. Pallone messo in mezzo. Il Cus Palermo cerca di liberare l'area, prova la proposta a Roberto Corona,
ti resta da quelle parti. La rimessa per un campanile che si va ad alzare, colpo di testa di Di Bella, pallone verso il fondo, la protezione sull'arrivo di Tarantino, in fallo laterale con Macaluso. Il tocco di Terranova verso il centro, colpo di testa di Carlo Sciortino, l'anticipo, il Cus può ripartire la sua velocità, pallone allargato a destra, la presa di Giaccone verso il centro, ci pensa ancora Carlo Sciortino, altro regalo, stava andando a calciare al volo Marsala, ma è stato un po' fastidito anche dal vento e dalla terra che si è alzata. Il passaggio per Marsala, calcia da fuori, traversa, e secondo legno per il Cus Palermo, come se ne avesse bisogno la squadra di Demma. Prima c'è stata un'altra traversa con Adelfio. La rinvia di Sciortino, colpo di testa di Marsala, ma all'indietro. Infatti poi Fiorentino spazza fuori il centro sportivo Fincantieri. (57esimo). Si rimane sul risultato di 6-0, ancora nessun gol nella ripresa. Sono arrivati tutti nel primo tempo. Fiorentino contro l'arrivo di Balistreri, forse l'unico a salvarsi in casa aspra per proposte, per tentativi di avanzamento in casa gialloverde. Uno dei ragazzi più talentuosi della rosa di Francesco Lima. Ha tra l'altro segnato un bel gol in girata in casa del calcetto, ma qui il Cus Palermo va avanti con il destro potente sulla traversa, colpita da Giaccone, ed è il terzo legno per la squadra di casa. Più sfortunato il Cus Palermo nella ripresa. Nonostante i 6 gol segnati nel primo tempo. Avanza Marsala, è un passaggio verso Giaccone, non ci riesce a prenderla perché il passaggio è troppo lungo. La traversa colpita da Giaccone. Terranova verso l'interno, sbaglia destinatario, pallone viene preso alla fine da Marsala, si va dietro da Macaluso, il passaggio per Marsala, Goa, la Corte, porta palla ancora la Corte, lascia lì a Marsala, fastidito la zona da Terranova, la spinta di Terranova, la spallata ai danni di La Corte. Il Cus Palermo riesce lo stesso ad andare avanti, cross in mezzo, Sciortino, la mano verso l'esterno, il recupero palla, altra proposta corta, non convincente
e pallone in fallo laterale. Giocala, giocala, giocala. Ci si può permettere assolutamente un gioco lento con questo tipo di vantaggio, con 3 traverse colpite. È anche ovvia la situazione di voler far segnare un po' tutti, dato che la possibilità c'è. Fare le cose con attenzione, arrivare puliti avanti la porta, non strafare perché non ce n'è bisogno. Cambio intanto per il Cus Palermo, esce anche il portiere Faraone, al suo posto entra Samuele Urso. Spazio anche per il secondo portiere in casa Cus Palermo. Tema che esaurisce i cambi con questa mossa, quella di fare entrare Urso al posto di Faraone. Terranova salva il pallone, il tunnel provato ai danni di Giaccone. La battuta di Terranova, colpo di testa a levar via di Marsala. Allora Terranova ci riprova. Pallone dietro a Carlo Sciortino, tra le linee Roberto Corona, largo l'appoggio per Terranova, lo alza tanto verso i compagni, tanta difficoltà, c'è il calcio di punizione guadagnato dall'Aspra. Viene chiesto anche l'aiuto alla panchina, anche abbastanza in fretta. Lo spray per risolvere questa situazione. Viene rialzato da terra Roberto Corona, che deve stare un attimo fuori, rientra immediatamente e anche a fare tutta la scenata formale. Ed è punizione Aspra. Una squadra che ha avuto tanta difficoltà a segnare nella prima parte di stagione, adesso vuole fare tanto. C'è il colpo di testa ravvicinato alla parata di Urso in 2 tempi, dopo il tentativo, dopo il colpo di testa di Di Bella. Stava arrivando un po' il gol della bandiera con Di Bella, stava arrivando il 6º gol in campionato dell'Aspra, il 4º in trasferta. In 15 turni di campionato Aspra ha segnato soltanto 2 gol, poi ne ha trovati altri 3 nella 19esima, nella 21esima e nella 24esima, la scorsa giornata. Nuova punizione, nuovo pallone in mezzo verso il secondo palo, pallone sul fondo, con Urso già consapevole di poter effettuare la rimessa dal fondo. Aspra che adesso cerca di prendere un po' di sorpresa il Cus Palermo, magari considera la comodità del vantaggio
per gli avversari, e allora vuole puntare alla soddisfazione del gol e della bandiera, anche perché questa è l'ultima opportunità per poterci riuscire. Questa è l'ultima gara stagionale dell'Aspra Under 15, ovviamente. Non c'è neanche la possibilità dei play-out, perché il distacco con la Bagheria è di 5 punti. Bagheria questo turno riposa anche, già sicuro di disputare i play-out. Nel frattempo il CUS Palermo ha conquistato questa punizione. Alla battuta andrà Antonino Visconti contro la barriera, 3 pallone basso, Shortino, la parata a terra. Assolutamente d'accordo, Salvatore Demma dalla panchina, hai fatto bene, tirato in maniera giusta. Ancora Visconti, insegue tutto la corte. Visconti deve fare un po' tutto da capo, appoggia dietro da Fiorentino, il passaggio corto per l'alzata di terzo sul secondo palo, pallone ancora vivo, si può giocare, Giaccone lo prende lì, c'è Arena accanto a lui, viene fermato, ancora Giaccone se lo porta sul fondo, poteva passarla benissimo a Riccardo Arena. Eccesso di protagonismo. È anche ovvio che il CUS con questo tipo di vantaggio largo diventa un po' egoista negli individualismi, con la voglia di segnare. Giocatore a terra, si continua con il pallone recuperato da Giaccone, il tiro basso. Ok, la traiettoria, anche il minimo di effetto che ne è uscito fuori, ma è la precisione che manca. Ultimi 2,5 da giocare. CUS Palermo continua ad attaccare, 3 traverse nella ripresa, nessun gol, però ne sono arrivati 6 nei primi 35 minuti, con le doppiette di Visconti e Adelfio, e poi le reti di Caccamo e Randazzo. Testa ormai alla partita contro il Palermo del prossimo turno, oltre che essere un appuntamento un po' con la storia, dato il blasone della società di Serie C. Si tratta di un'importante chance per essere sicuri del secondo posto in questo scontro diretto. Pallone in mezzo che non viene liberato subito da Logalbo, e Visconti caccia fuori, un po' marcato a non trovare il palo protetto da Antonio Shortino. Arbitro che sicuramente non darà recupero. Tanto un buon appoggio, un buon controllo di Terranova, appoggio dietro per il pallone spazzato. È sempre CUS Palermo Aspra che non va a superare la linea di metà campo. L'anticipo di Logalbo su Marsala.
sarà nuova rimessa in zona d'attacco con Arena che andrà lungo. Colpo di testa cercato da Terranova, con l'Aspra che guadagna la punizione a favore a causa del fallo in attacco del Cus Palermo. Ormai oltre il 70° minuto, dentro il tempo di recupero che non è stato assegnato dall'arbitro, si recupererà il dovuto, date le interruzioni che ci sono state per i giocatori a terra, ma neanche, perché questo è il triplice fischio che decreta la fine del match. Il Cus Palermo batte l'Aspra per 6-0 grazie alle doppiette di Adelfio e Visconti, con le marcature di Di Caccamo, e Randazzo sale a 50 punti in classifica e se la vedrà con il Palermo all'ultima giornata di campionato per solidificare il secondo posto in classifica dietro alla capolista Panormus, che già questo girone C del campionato Under 15 Sicilia lo ha già vinto. Una vittoria importante per il Cus Palermo, dato che va a significare la terza di fila dopo il 2-0 alla Ciaculli e il 7-0 in casa del Bagheria, e anche il 14° risultato utile di fila, una striscia di 10 vittorie con questa qui e 4 pareggi in casa. Arriva anche in questo caso la terza vittoria consecutiva dopo il 2-0 al Ciaculli, sì, ma anche al 2-1 contro la Fortitudo Bagheria, il 10° risultato utile di fila, una striscia di 9 vittorie, sempre considerando questa di oggi, e il pareggio che c'è stato nell'ultimo periodo proprio qui ai Cantieri contro la capolista Panormus per 0-0. L'Aspra invece chiude così il proprio campionato, nessun punto in trasferta, 12 sconfitte su 12 e 5 punti in casella gol fatti, un punto solo, il pareggio alla 15ª giornata in casa contro il Ciaculli. Una mezza gioia attorno a un campionato non proprio esaltante. Si può consolare del fatto che la peggior difesa non è la squadra di Lima, ma è il Bagheria, con i 120 gol subiti superati. Sono stati raggiunti anche i 130. Aspra che va oggi a 106, finisce così il proprio campionato con questo passivo. L'ultima vittoria risale addirittura alla stagione scorsa, la stagione fermata in anticipo, con largo anticipo a causa del Covid. Era il 18 ottobre 2020, più di un anno fa. Aspra vinse in quel caso per 4-3 addirittura, una vittoria rocambolesca in casa del Promosport. Mentre per quanto riguarda i pareggi in trasferta non ce n'è stato nemmeno uno, data la giovane storia della squadra gialloverde per quanto riguarda la categoria Under 15. Aspra che prima della sconfitta con la Fortitudo di 3 giornate fa era riuscito a segnare un gol in 2 partite di fila contro Calcetto e Panormus. Anche questo dato potrebbe essere di consolazione, ma tutto si concentra alla fine sull'ultimo posto in classifica. Un campionato povero sotto questo punto di vista. Questo che rimane a parlare con il proprio allenatore Salvatore Demma
dentro la propria panchina, anche in vista di quello che sarà il prossimo match contro il Palermo di settimana prossima. Dal Fincantieri è tutto, grazie dell'attenzione e un saluto, alla prossima da Salvo Geraci.